Cos'è Canzone per Neira? È Urlo di Allen Ginsberg, è Ninna Nanna di Yehuda Amichai, Albero di Adonis, è Familiare di Jacques Prévert. Sono tutte poesie? Sì. Organizzate in un videoconcerto di poesie dette, cantate, ed anche canzoni contro ogni forma di guerra e di terrore. Testa, vuota ti dipingo, verde dorata argentata, nera no, blu. Chi è lei? Ariele D'Ambrosio. Che nome è Ariele? È il soprannome con cui mi hanno sempre chiamato in famiglia. Gabriele mi hanno solo chiamato a scuola. I respiri attraversano il sonno, le nuvole entrano nella luna. Ma che nome è Ariele? È Shakespeare, è D'Annunzio, è l'Antico Testamento, ma è anche il nome di una pensione vicino al Maggio Musicale a Firenze. Lei è nato a Firenze? Sì, ma a 2 mesi ero già a Napoli. In questa piazza di popolo con la sua statua di immondizie e fumo, al centro delle branchie spalancate dall'allegra svagatezza che si inerpica tra voci ed assenze, chiude finestre ed angoli, tra padri tatuati di galera, bruschi nelle rughe, negli occhi rozzi di braccia e domicili, vecchi più del necessario, non ci fanno affacciare e ci chiudono inermi nella violenza di manicomi usati. È una sua poesia? Sì. Ma è scritta? È anche detta. E la musica? È ormai parte della poesia. E la poesia? È ormai parte della musica. E se la legge soltanto? Avrà solo il suono e il ritmo della scrittura e della mia voce. Guerriero antico, silenzioso, in cantilene d'ombra, attendi senza gli occhi, come in tutte le guerre, la ragione affollata di deserti. Tutti siamo corpo di donna. E un poco di pace ci sarà mai? Forse in una lumaca. Una lumaca? Sì, la mia lumaca mentale. Strade ghiacciate e di lumache, scivolare sui muri, nell'odore dell'erba di luna, ingoiare la brina nella terra. Cosa ha in mente? Una poesia che ho scritto e che finisce così. Noi lo diciamo sapendo che un grido è solo un richiamo nel sapore verde di un filo di farfalla. Sempre contro la violenza? Sì, ma bisogna capirla, studiarla per contrastarla. La città basca, Guernica, fu bombardata e la città sono bambini, donne, uomini. Picasso ne fece un quadro. Aspettami, lacerato nello scoppio d'un'anima basca, nel dolce pensiero di rive tramontate. Aspettami, aspettami, aspettami.